Gli stati generali dell'autotrasporto veneto qui a Mestre, al Quido Hotel, sono una pietra miliare del cambiamento che la categoria vuole dare alla sua situazione, non solo economica ma anche burocratica, fiscale, logistica, infrastrutture, tutto quello che gira intorno a uno dei settori più importanti dell'Italia e del Veneto. La ripresa sembra esserci nell'economia, però ad intercettare il trasporto delle merci che ancora viaggiano quasi tutte su gomma, in Italia almeno, sembra essere di appannaggio delle imprese dell'est Europa e non di quelle italiane. Ma non è solo questo che preoccupa gli imprenditori, ma anche regole burocratiche troppo complesse, una fiscalità davvero difficile da gestire per le imprese, nuove imposizioni da parte del governo, ad esempio la fattura elettronica che impatterà tra pochi giorni su questo settore, come tutta una serie di burocrazie sulla sicurezza e i tempi di guida che li mettono fuori mercato, soprattutto se ci sono degli imprenditori di altri paesi che queste cose non le rispettano o hanno regole diverse. Su tutto questo e anche di più, perché si parla anche di intermodalità, di infrastrutture, si parla di viabilità, di tutti i temi di ambiente, di sicurezza, si parla di tutti i temi che ruotano intorno a questo settore. 6 tavoli tematici, altrettanti tecnici che li gestiranno, ci saranno 8 ore di lavoro da parte di 80 imprenditori, dei direttivi regionali, di tutti i direttivi provinciali delle categorie del Veneto, per redigere un documento che diventerà la pietra su cui lavorare a livello sindacale verso il governo regionale, nazionale ed europeo da qui ai prossimi anni. È importantissimo perché il mondo dell'autotrasporto sta vivendo, come tutto il resto dell'economia, un grande momento di trasformazione. È una delle categorie purtroppo che sta subendo una concorrenza sleale da paesi che non rispettano alcune regole. È una categoria che ha subito una grande trasformazione anche nei numeri, che deve sempre di più anche questa categoria fare uso di moderne tecnologie, e questa mattina con degli approfondimenti su 6 tavoli con 6 temi diversi ci sarà un approccio scientifico a questo tema. Sempre di più bisogna lavorare in maniera scientifica per capire lo stato dell'arte, dove siamo arrivati, ma soprattutto dove dobbiamo andare, e credo che questa mattinata ponga una pietra miliare rispetto ad approfondimenti di temi che poi verranno sottoposti al mondo della politica e a chi deve decidere sulle nostre teste. Stati generali dell'autotrasporto in Veneto, forse è la prima volta in Italia che 80 dirigenti si trovano per discutere di tantissimi temi che devono diventare un documento da consegnare alle nuove forze politiche che hanno appena fatto il governo e al ministro Toninelli. Perché vi siete trovati? Perché noi vogliamo partire dalle imprese, le imprese devono proporre, devono dire quali sono le sue prospettive, le sue visioni politiche future del mondo dell'autotrasporto e anche le sue difficoltà su quello che può essere la burocrazia, la viabilità e tutte quelle cose che comunque hanno difficoltà anche tutte le altre imprese del nostro mondo artigiano. Quindi noi vogliamo fare delle proposte e partire sempre dalla base, quindi dalle imprese, per poter poi proporre con dei funzionari, con degli avvocati, con delle strutture importanti per poter dare una comprensibilità di quello che potrà essere la proposta che andremo a fare. Verrà un documento molto corposo perché si parlerà di intermodalità, viabilità, infrastrutture, burocrazia, tasse, concorrenza sleale. Voi state soffrendo in questo momento 3 grandi temi: c'è un Brennero chiuso, un gasolio troppo caro e soprattutto sta arrivando la fattura elettronica per i vostri pieni e che quindi sarete la prima categoria a dover testare questo nuovo sistema. Sì, va bene, tutta la burocrazia che è stata creata serve solo a far lavorare altri lavoratori per non produrre niente, solo produrre della carta. Noi diciamo solo che a questo governo comunque chiediamo come imprese tutte quante assieme di far ripartire l'Italia. Noi vogliamo far ripartire l'Italia attraverso una semplificazione, una sburocratizzazione, una intensificazione delle infrastrutture che possa far sì che l'Italia veramente possa ripartire e che il Veneto sia la locomotiva comunque come è sempre stata in questi ultimi anni, per cui avanti tutta e l'Italia deve ripartire. Il traffico sulla rete autostradale e i volumi di import-export sono cresciuti positivamente, ma la quota di mercato operata dagli autotrasportatori nazionali situazione di 10 anni fa. Seconda questione.
Il traffico che cresce sulla rete autostradale porrà e pone già, a mio avviso, nel tratto Vicenza-Verona un tema di quarta corsia probabilmente, e attenzione, andrà guardato soprattutto nel momento in cui a Verona converge la Pedemontana e quindi collo di bottiglia potenziale tra Vicenza e Verona. Terza questione, la superstrada Pedemontana avrà degli effetti di spiazzamento significativi per quanto riguarda i flussi di traffico. Perché rispetto alla situazione attuale connette il Trevigiano con il Bassanese, il resto del Vicentino con il Bassanese, dimezzando di fatto i tempi di percorrenza. Cambiano completamente le logiche anche soltanto nel rapporto tra pendolarismo dei lavoratori, per dire, perché entro un quarto d'ora, 20 minuti tu puoi spostarti normalmente. Quarta questione, i caselli e le aree prossime ai caselli sono aree strategiche ad altissima accessibilità, le si può riempire con cianfrusaglie, le si può riempire con qualcosa che aiuti l'economia a beneficiare anche di questo incremento di accessibilità. È un tema di governo del territorio, così come è un tema di governo del territorio programmare la rete di adduzione ai caselli per evitare che i problemi poi si traducano in tasamento sulla rete secondaria. Ulteriori questioni, arrivando quindi alla questione della rete secondaria, il tema che localmente abbiamo rilevato una serie di situazioni di blocchi al traffico inseriti a livello comunali per gestire singoli tratti di strada, ma questo va bene, però poi si traduce nel fatto di ribaltare sul resto del territorio allungamento dei tempi di percorrenza, maggiore inquinamento, sicurezza che cala, eccetera. Il tema qual è? Che non c'è un governo di questo tipo di interventi, una sorta di cabina di regia tra regione, tra ANAS, tra comuni, eccetera, e probabilmente, sicuramente, visto che poi chi le vede, le rileva e li vive sul territorio, autotrasportatore.